lodato Gesù Cristo. Stasera vorrei parlare sui 2 comandamenti, il 7° e il 10°. Il 7° comandamento dice non rubare e proibisce di prendere o di tenere ingiustamente i beni del prossimo e di fare un danno al prossimo nei suoi beni in qualsiasi modo. Prescrive la pratica delle giustizie e delle carità nella gestione dei beni terreni e dei frutti nel lavoro umano per la ricerca del bene comune. Proibisce il furto e ogni modo di prendere ed usare ingiustamente i beni altrui, ma anche chiede di mantenere le promesse fatte. Proibisce i giochi d'azzardo e le scommesse. Perché? Perché rischiano di diventare una grave schiavitù. Il 10° comandamento dice non desiderare alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. La nostra inclinazione sensibile ci porta a desiderare le cose piacevoli che non abbiamo. Ad esempio, quando si ha fame si desidera mangiare e quando si ha freddo si desidera riscaldarsi. Tali desideri in se stessi sono buoni, ma spesso non restano nei limiti della ragione e ci spingono a desiderare ingiustamente ciò che non ci spetta e appartiene o è dovuto ad altri. Che proibisce il 10° comandamento? Proibisce l'avidità e il desiderio di appropriarsi senza misura dei beni terreni. Può essere un vizio capitale che consiste nella tristezza che si prova davanti ai beni altrui e nel desiderio smodato di appropriarsene. Quando si arriva a volere un grande male per il prossimo, l'invidia diventa un peccato mortale. Proibisce il desiderio sregolato, cioè generato dall'eccessiva frenesia delle ricchezze e del potere che da esse deriva. E anche proibisce il desiderio di commettere un'ingiustizia con cui si danneggerebbe il prossimo nei suoi beni temporali. Perché mi serve il 10° comandamento? Primo, perché aiuta a togliere dal cuore umano l'invidia. Il secondo, perché ristabilisce la pace nell'anima ed avere libertà e felicità. Che cosa mi può aiutare a vivere bene il 10° comandamento? Primo, chiedere la grazia a Dio. Secondo, avere grande desiderio della santità e di vedere Dio. E terzo, lottare contro l'invidia attraverso la benevolenza e umiltà, perché l'invidia, che può essere anche causata dall'orgoglio, rappresenta una delle forme della tristezza e quindi un rifiuto della carità. E voglio concludere dicendo che il desiderio della vera felicità libera l'uomo dallo smodato attaccamento ai beni di questo mondo, per godere nella visione e nelle beatitudini di Dio. Infatti, dice San Gregorio di Nissa, le promesse di vedere Dio supera ogni felicità. Chi vede Dio ha conseguito tutti i beni che si possono concepire. E chiediamo questa grazia per intercessione di Maria Santissima. Sia lodato Gesù Cristo.